Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Per antic ogni popolo si faceva il suo re. E per antic sempre, quando succedeva una disgrazia, un brutto tempo, una carestia, una pestilenza, il popolo pensava che il suo Dio si era arrabbiato con loro e allora per quietalo ci avevano di fare. Avevano di sacrificare la roba più grande, la roba più preziosa che avevano e sacrificavano il re. Io non sai troppo che quello era disponuto a morire, ma nessun re arrivava che aveva grisi in che volte, e al sapeva il re che al moriva per il bene del popolo. Questo era il senso di autorità, di antichità. Qui sapeva. Buone giornate e buone vite.